Pronti? 1, 2, 3. È buono il terzo segnale, vediamo in avanti Everwise AS con Balboa Lux che attacca, più indietro c'è Azteca Dimar che tiene la posizione, rimane di fuori Balboa Lux che non ha trovato posto in corda e quindi costretto a dare nuovamente su Everwise Numero AS 5, Eva B, la squalifica intanto per squalificato. Ewa B. Mentre Balboa Lux deve spendere ma non riesce a Numero trovare posizione, 7, prova a Danubio sistemarsi Tab, secondo la squalificato. corda, ma Azteca Dimar glielo impedisce per il momento. Vediamo se Balboa forza un po' i tempi, forza un po' e riesce a sistemarsi in scia a Everwise AS, che completa comunque i primi 600 metri piuttosto svelti dopo 28,9 dei primi 400 metri, 44,4 per i 600 iniziali. Terza posizione per Azteca Dimar, un gruppo chiaramente che deve ancora ricompattarsi perché il ritmo è piuttosto svelto, 59,8, c'è un 15,4 anche dalle scuderie. E Everwise AS si mantiene nettamente in vantaggio su Balboa Lux che concede un paio di lunghezze, poi Azteca Dimar, i cavalli all'esterno non riescono per il momento a farsi luce e se ne va un primo chilometro sul piede dell'1,16 con Everwise AS in vantaggio su Balboa Lux. Azteca Dimar, all'esterno c'è Zeno del Ronco, mentre in scia agisce Cresoli Isaia TRGF con anche Cluni dei Greppi in pariglia esterna come Baica dei Ronchi. Cavalli ora un giro scarso dalla conclusione, metà dell'ultima curva. Everwise AS non si lascia avvicinare, Balboa Lux rimane in seconda posizione, poi Azteca Dimar, i cavalli all'esterno non riescono a progredire, ritmo sempre sostenuto, quello imposto da Everwise AS. A 500 dalla conclusione, prova nuovamente a rifarsi sotto Zeno del Ronco. Zeno del Ronco sopravanza Balboa Lux, è seguito da Cresoli Isaia. In vantaggio però c'è sempre Everwise AS, Everwise in vantaggio su Zeno del Ronco, poi Balboa Lux e Cresoli Isaia TRGF. Everwise AS in addirittura d'arrivo, ancora un paio di lunghezze abbondanti, Everwise AS non si lascia avvicinare e nel finale vince agevolmente per il secondo. È ancora Zeno del Ronco che tiene a bada Cresoli Isaia TRGF, poi Balboa Lux e quindi Cluni dei Greppi. Questo l'arrivo ufficioso ovviamente, la vittoria invece per Everwise AS e Leonardo Vastano che in percorso di testa dominano letteralmente il TQQ di questa serata. Marco Marini al training, la proprietà dello stesso Leonardo Vastano che esulta in prossimità del palo. Vedete al secondo, al terzo, al quarto e al quinto posto i cavalli che vi ho segnalato, vale a dire Zeno del Ronco, Cresoli Isaia TRGF, Balboa Lux e Cluni dei Greppi. Naturalmente arrivo che deve essere ufficializzato, vittoria invece nettissima per il numero 2 Everwise AS, Leonardo Vastano.